sia con tutti voi. Dopo il canto vocazione, perché io ho avuto la mia vocazione e voi la vostra, voi al matrimonio, io al sacerdozio, insieme vogliamo ringraziare il Signore, perché siamo giunti a 25 anni intanto. Dopo quanti Dio ce ne darà non lo sappiamo, intanto abbiamo servito il Signore in questo tempo di grazia, abbiamo sofferto e abbiamo anche detto Signore aiutaci, perché molte volte non ce la facciamo, però non ci spaventiamo, perché sappiamo non solo che questo è un male, ma perché non è necessario. Voi siete in due ad andare avanti e io ho la mia chiesa, che è la mia sposa e che mi accompagna sempre con prove e con sofferenze. Allora insieme noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli il peccato del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, per la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua vita coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Perché c'era il vento nuovo dato il concilio. Sono stato educato nel seminario con la tradizione di un tempo e così ho cominciato a vedere un sacco di cose che non ci piacevano. Eravamo abituati a dire la messa, meglio io servirla, ma ci avevano insegnato a celebrare la messa con le spalle rivolte verso la gente e con il cuore, la mente e la testa rivolta verso il Signore, verso l'altare. E pochino alla volta vengono girati, guardi in faccia la gente. E così di cosa ho scoperto? Quelli che parlano, quelli che hanno in mente i loro interessi, i loro fatti, quelli che pregano, ma che la loro testa è lontana, pregano per l'abitudine. Mamma mia, e ho visto anche tanta buona gente che ha imparato a pregare proprio in comunione, perché se noi preghiamo ci guardiamo in faccia. Allora, ecco perché mi metto più vicino a voi, perché così ci guardiamo in faccia. Ho sentato
chissà quante cose voi oggi racconterete ai vostri figli, non hanno mai tempo per ascoltare. Hanno o da lavorare, o da correre, o di qua, o di là, si richiama un pochino, ecco, te va sempre con me, cos'è che ho fatto qui? E non vogliono nessun rimprovero, pare più possibile. I figli di quest'anno, di questo tempo, sono figli come un altro tempo. Siamo sempre stati così. Non vogliamo tanti rimproveri. Quindi, sapete che cosa avete fatto voi come genitori del 25esimo, del 25esimo? Ricevuti in questi anni e per tanti problemi insieme risolti mediante la tua luce e la loro reciproca fedeltà. Essi chiedono la tua santa benedizione per ottenere quelle grazie necessarie per i loro beni e per i loro figli, perché per tantissimi anni ancora vivono insieme gli stessi sentimenti di amore come il primo giorno delle nozze, fino a quando tu, oh Signore, gli chiamerai a celebrare le nozze dell'agnello nel tuo regno. Oh Signore, benedici questi coniugi, purifica e essi il loro amore con la forza dello Spirito Santo, perché insieme con i loro figli, Daniele e Gabriele, godono sempre della tua amicizia e della tua protezione, per Cristo nostro Signore. Venticinquesimo anniversario di matrimonio, famiglia spiega. Oh Signore, stenda le grazie ricevute in questi anni, e pertanto con lei insieme i soldi, mediante la tua luce e la loro reciproca fedeltà. Essi chiedono la tua santa insieme gli stessi sentimenti di amore come il primo giorno delle nozze, fino a quando tu, oh Signore, mi chiamerai a celebrare le nozze dell'agnello che è il tuo regno. Oh Signore, benedici questi coniugi. Per gli sposi, uniti in matrimonio, perché il dono dello Spirito Santo renda la loro unione sempre più piena dell'amore di Cristo e della Chiesa. Preghiamo. Perché questi nostri fratelli sappiano confidare sempre nel Signore e attendere nella cattiva speranza il suo aiuto. Preghiamo. Per gli sposi nelle difficoltà della vita e della loro convivenza familiare siano sostenuti nella razza. Il sacramento che hanno ricevuto rimangono fedeli alla legge dell'amore cristiano. Preghiamo. Per tutti gli sposi perché sappiano formare delle famiglie aperte verso le necessità degli orfani e dei figli abbandonati. Preghiamo. Tutti noi più uniti attorno all'altare, esperti nella messa della parola, del pane della vita, sappiamo trarre alimento per la nostra fede e il servizio verso tutti i fratelli. Preghiamo. Oh Dio, Padre di bontà che in Cristo ci hai rivelato il mistero dell'amore nunziale, concedi a questi sposi che celebrano oggi il loro 25esimo tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena lo stesso prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, è la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Yes.
Questo è il dono della mia prima messa solenne dei miei parrocchiani di Grignano Foreste. Questo è il dono di Pissatola. E qui cosa ci sarà? Lo vedremo insieme perché sono curioso, ma... È una casola come questa. Questa è verde, questa è rossa. Che l'apro, devo aprirla. Sì, sì, sì. Che bella. È un cingolo questo che c'è dopo al calice stupendo di quello. Guarda che bello.
Penso sia bellissima. Non so come ringraziarvi, siete stati così. Ogni volta che vi porterò, mi ricorderò di voi come state che mi sono ricordato di Sardo, mi sono ricordato di Bottrino, perché per quello che vuole lo show forse. Va bene, accettiamo tutto quello che poniamo al Signore, perché attraverso la croce abbiamo da bere poi la benedizione. Vi do a tutti, vi do la benedizione, cerchiamo in piedi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Dopo la benedizione in campo, ringrazio subito anche il maestro Franchin Bruno Rencolo che è venuto, anche se poco rigoroso questa mattina, ma comunque è venuto a cantare. Ecco, domando di cantare perché vi do così di immaginetta, abbiamo ancora da sentirci uniti, anche se quest'oggi deve essere una cosa molto bella. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. L'avesse finita, andate in pace. Io farò un altro sul becco. Ecco, benissimo così. A posto? Sto bravo.
Musicale, fai musicale. Ma finché la voglio. La fai musicale. Poi una grudina la sua. Sì, sì, ma a catemo. La catema la tiene. Quella lo paro che la voglio. Guarda che... Non sei banale questo. Una panoramica. Via di registrare. Sì, sì. Sai che me? Sì, sì. Fa lui ma fotografo. L'ho fatto, aspetta. Aspetta che lei fa senso. Cambia posto, mezzo davanti al monumento. Rose che ha fatto, sa, perché le crea. Muove il bottone, sa. Stanno castruccando, muove il bottone rosso. Sì. Allora per il monumento. Hanno finito perché sono lì subito. Quando capite si dà Che è importante, Cesare? 2.405.000. Guarda che sente tutto dopo, guarda che sente tutto per il film. Ecco qua, 340 milioni di rimanenza. 340 milioni di rimanenza. Dopo 550. Dopo che sei 10.000 di una busta, poi 150.000 di altre cose, ma ho scritto qui, aspetta che ti dico bene. Allora, Insomma, capisci totale. rimanenza 110.000, poi Lui era scritto palesi di numeri. 10.000. Insomma, le buste che sono su 1 milione e rotti del No, sì, magari. In tutto poi che mi davo gli altri 1.285.000, quei 300.000 che ti dà la cassa rurale e gli ultimi buste, 45.000 le ultime buste. Il seccatoio? E 340.000 te mi dà, con il seccatoio e tutto. Più 550.000 da soldi da 10.000, 150.000 soldi da 1.000 lire, 220.000 soldi da 5.000 lire. Ecco. Il totale? E il totale è 1.285.000. Ah, bene. Va bene? In tutto. Tra rimanenza che te me dà e più quello. Va bene? Benissimo, ma tranquilli. Sai che distruggi i pani qui, Io scornaggioni! Io scornaggioni! Il matrimonio che ne può venire. Ma chi è che deve fare il giorno? Sì, Gazzola, Silvio. Quello sta davanti a lui. Ah, il gasolio. L'ho fatto sollegare anche lui stamattina. No, guarda la confusione, dai. Sai quanti che mi ha mandato stai io? No, 50.000. 260.000. Siamo arrivati proprio alla fine, vediamo. Ma Gli combattenti, dai, che era 50.000 franchi alpini. Ma stai io fa parte anche lui del PIL. sì, ma comunque ti metti dentro anche non ti credi adesso a Salerno. Perché è il mondo. Sì. Comunque, Ti ho fatto fare. io ho fatto riunione. No. La festa di qua. Da quando mi sono andato via. No, perché ieri era la bicicletta attaccata sola. Andata ancora? Vedi Gigi pure che anda a cantare in giro. Ma va che stupido. Ma e mio padre dice, Luca, mi ha visto che ha messo sulla bicicletta? Caro, ho detto, specie che mi dico che te in pulmino, io la dico per fare diverso. Ma qualcosa, io forse mai, da quando, insomma, a me si veniva che una roba... No, una roba non lo so. Chi fuori il testo, ma l'ho sempre detto. Niente, no. Cosa si deve fare? Ecco, facciamo sì che vedo bene, dai. Dai!
Proposta che ha fatto? La proposta di portarlo in comunione. Scambio con le mogli. Presa dopo. Ha sentito la proposta che ha fatto? Anche la
aspetta. Francesco, dai. Oppure il caffè. Discorsi che ho fatto stamattina. Molto lettero. No, lo sai, le schide che mi insegnano. E io la messo per Adesso live. Stamattina non porta al momento. Abbiamo fatto gara che non qualcuno giocare. Bellissimo. basta così, basta così. Giro Tira su un fiato, Silenzio, per favore. tira su un fiato, tira su un fiato, Bello, che bello. Don Bertinino. Adesso Maria che Carletto, Mondesale, le stesse ancora Carletto. Sono più buone della casa. Ma sempre un bar. Ma lei no? Lei è Gina. Anche fermava. Ecco, sotto per Giovanni l'altro mettete in piedi sul sedile, sì, amore, che è piedestallo. Avanti alto, silenzio, grazie. Allora, sta chi non dico, guarda. Allora, caro Bertino. Bucci, vecchio. Bucci il microfono. Carlo, Oggi il nostro cuore gioisce con te, che festeggi il 25esimo di sacerdozio. 25 anni dedicati al Signore, fedele alle promesse, fedele al disegno di Dio, fedele nel tempo delle prove e della sofferenza. Come un buon padre hai amato i tuoi figli, anche se non tutti hanno risposto con amore. Ma tu non per questo hai smesso di amarli, perché un padre è sempre pronto a perdonare e quando ciò avviene grande è la gioia nel regno di Dio. L'uomo che pensa di essere giusto non deve essere geloso del perdono nei confronti del fratello peccatore. Quante volte il tuo cuore è stato colpito da critiche ingiuste, da offese gratuite, da parole volgari. Magari per un attimo ti sei smarrito, ti sei sentito più solo, ma la tua fede è stata grande. Hai continuato a camminare la strada del perdono e dell'amore. E quando un giorno il Signore verrà a chiedere conto a ciascuno del proprio operato, certamente ti prenderà con grande generosità. Quando arrivasti a Valiera nell'ormai lontano 9 ottobre 1983, dicesti tra l'altro: la prima cosa che fanno quelli che si vogliono bene è chiamarsi per nome. Presto conoscerò il vostro in modo da potervi stringere per la prima volta la mano, con la sincera gioia di aver trovato in voi nuovi amici. Sì, caro Lorino, oggi i tuoi figli qui riuniti ti devono stringere con forza la mano. Un gesto che vuole essere un sincero augurio per la tua festa, ma anche un saluto affettuoso per il tuo imminente commiato da questa comunità. Quando verrà quel giorno e per l'ultima volta il tuo sguardo si poserà sulla nostra Chiesa, non essere triste, perché chi ti vuole bene non ti dimenticherà. E dove la mano del Signore ti condurrà, troverai altri volti da conoscere e altre mani da stringere. Accetta ora questo dono in segno di riconoscenza per questi 8 anni dedicati alla tua comunità. E con cuore commosso e affetto filiale lascia che diciamo ciao bambini. Ma culo in driva, Ivana, fa un piacere, sposta le carrello lì.
Sai che sta con il No, vedo quelle prove, dai, lei è sempre dritta però La vuoi fare una fotografia? Devo fare il giro di altro.